Barbarigo, scuola paritaria, scuola media, liceo classico scientifico e musicale, istituto tecnico economico, istituto Barbarigo, scuola per crescere. 5-10 minuti per scambiare qualche battuta. Io, come la volta scorsa, vi faccio qualche suggerimento bibliografico. Luigi Zoia, non so se ne ho parlato la volta scorsa, ha pubblicato questo testo, Il gesto di Ettore, nel quale fa una ricostruzione della figura del padre dalla preistoria al mondo contemporaneo. Alcuni capitoli sono molto interessanti, addirittura veramente illuminanti. Quello che dice a proposito del cristianesimo non mi trova d'accordo, però su altre cose, io ne ho anche alcune copie se vi interessa, sempre per... E dopo cos'è che ho portato anche La patria senza padre di Massimo Recalcati, e poi quello di Cosa resta del padre di Recalcati, ma ce n'erano alcune copie anche la volta scorsa. Ecco, questo è quello che propongo. Una curiosità, si parla molto adesso, è un po' spiazzato alla fine, nel senso si parla molto adesso di genere, anche di appunto delle coppie dello stesso sesso eccetera, di come in fondo i ruoli, cioè non si parla più di figure, si parla di ruoli che in un certo senso sono liquidi, interscambiabili, ognuno può essere un po' padre, un po' madre, quindi questa cosa ha delle basi, si può configurare questa cosa, e anche il ruolo è indipendente dal sesso biologico delle figure di riferimento, secondo lei? Sì, io non è che ho competenze per esprimere, formulare una risposta su questo, però a partire dall'esperienza diciamo che senz'altro questo si dà, questo diciamo, è quasi un dato empirico, che cioè ci siano delle persone significative, ma al di là così di una rilevanza generica, proprio persone determinanti nell'aiutare una persona a definirsi come uomo, come soggetto, con delle responsabilità, con un posto da occupare al mondo, e questo succede al di là dei genitori. Abbastanza frequentemente capita che le persone più significative siano fuori dalla famiglia. Succede, mi capita abbastanza frequentemente di parlare con adolescenti che dicono: i miei genitori o non hanno tempo per me perché lavorano tanto e non riescono a dedicarmi, oppure dialogano con l'idea di me che si sono fatti, non con me. Io, presente proprio, avrei piacere che i miei genitori parlassero con me, che mi capissero, io non mi sento capito, e cercano comunque degli interlocutori. Spesse volte li cercano negli amici del gruppo, che diventa poi branco, e c'è un confronto tra pari, non un confronto con la figura adulta. A volte trovano un insegnante, oppure trovano l'allenatore sportivo, e non sempre è detto che la figura forte di riferimento sia un maschio, a volte può essere anche una donna, ma non necessariamente sconfinando adesso nell'ambito dell'identità di genere, proprio perché la figura femminile che hanno, come del resto la Giulia di cui parla Massimo, che è una donna molto bella, dai tratti femminili squisiti, straordinari, che però riesce a fare breccia dentro di lui e a fargli passare anche quel senso del dovere che con la forza e con l'autorità altri non erano riusciti. E questo, cioè, senza arrivare a
chiamare in causa una questione da lei prima toccata. Entrare nell'argomento richiederebbe molto più tempo e sinceramente competenze che non mi arrischio ad improvvisare. È molto interessante parlare con gli adolescenti, cioè con i vostri figli. È molto interessante. Però comunque c'è un'età in cui i ragazzi, gli adolescenti, il padre ci può mettere tutte le buone disponibilità, la volontà di dialogare, ma è un'età in cui cominciano a prendere distanze e quindi la trovano loro la ragione della distanza, ma non è che sia il padre o la madre che cerca le distanze. È un periodo in cui viene molta pazienza, ma anche loro insomma, c'è un passaggio in cui devono in qualche modo tagliare il cordone umbilicale e lo fanno anche a volte rifiutando l'autorità oppure anche il consiglio, non solo l'autorità ma anche il consiglio o anche la disponibilità al dialogo a volte. Sì. Sì, su questo qualcuno vuole intervenire? Credo che l'unica cosa da fare è con la pazienza, sperare che passa. Io avrei un paio di osservazioni a riguardo. Credo che se osserviamo la dinamica della crescita di un bambino, qualunque sia il genitore che ha il suo potenziale è talmente plasmabile che può diventare tutto il contrario di tutto. E quindi sta proprio nelle figure che gli sono attorno la sua identificazione progressiva. E quali sono le figure che ha più frequentemente intorno? Quelle dei genitori tipicamente. No? Per cui se a un certo punto il dialogo tra padre e figlia, ma tra genitore e figlio, incontra delle difficoltà. Io non andrei tanto lontano a cercare dov'è che sta la causa. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, secondo me, in questo allontanamento, se lo vogliamo chiamare tale, perché secondo me realmente non c'è, però, non c'è solo male, ma è la causa scatenante di una apertura mentale per il figlio, che lo porta ad incontrare prospettive differenti e quindi poi per confronto a costruire le proprie. Per cui non vedrei proprio tutto male. Cioè, forse mi sono spiegato, ma io lo vedo un aspetto positivo, cioè è un aspetto positivo, è inevitabile, è bene che a un certo punto i figli comincino a prendere un po' di distanze. È vero che c'è un'età in cui sono totalmente plasmabili, ma lo rimangono anche dopo, sia nel male che nel bene. Una persona può sempre rimediare o può sempre cambiare anche peggio. Quindi diciamo, noi vediamo, l'esperienza ci mostra splendide persone, figli di genitori e viceversa purtroppo. Quindi a me un mio educatore quando ero ragazzino mi ha detto una frase che mi è rimasta impressa, che ho cercato di trasmettere ai miei figli, che il primo responsabile dell'educazione di un individuo è l'individuo stesso. E questo sicuramente dalla certa età in poi è sicuramente assolutamente vero. Cioè, ci sarà un'età in cui i figli sono totalmente, diciamo, plasmati ai genitori, ma poi subentra la capacità di giudizio delle persone.
per dire. Poi penso, almeno anche per mia esperienza, che i figli ricominciano a rivalutare i genitori quando a loro volta diventano genitori. Quindi diciamo c'è proprio, si comincia ad avere più, come dire, comprensione per i difetti, quando poi si riconoscono anche se stessi magari certi stessi difetti. D'altro canto non è del rapporto dialettico che bisogna avere paura. Ben venga la dialettica e anche la contrapposizione se questa è segno di un dialogo, di un prendersi in considerazione reciprocamente. La cosa peggiore è l'ignorarsi reciproco, quando non ci si considera e non si è disposti a dedicare del tempo per parlare, per capirsi, trovare le ragioni della propria posizione. Poi può essere che si abbia l'impressione che il tempo sia sprecato, che non si arrivi da nessuna parte, ma nell'età fanciullezza e poi adolescenza, i figli hanno bisogno di vedere che i genitori ci sono. Poi magari li tengono a distanza, ma hanno bisogno di vedere che ci sono e che si prendono cura di loro. L'età dell'adolescenza è l'età della semina, i frutti verranno non si sa quando e non si sa come, però bisogna esserci per seminare. E ben venga che ci sia. Non so se voi avete letto nulla di Chaim Potok, un autore, un ebreo vissuto a New York, e in uno dei suoi romanzi, Danni l'eletto, racconta di un genitore, ma era una roba abbastanza frequente perché anch'io me la ricordo, cioè io sono stato sfiorato da questo metodo educativo. L'educazione del silenzio, non dire neanche una parola, ed è terribile avere un genitore che non parla, che non ti dice se va bene o se va male, o che per dirti delle robe ti lascia i biglietti. E forse per secoli è andata bene, si conoscevano poche parole e quindi insomma poteva il dialogo, proprio il colloquio e in genere il darsi del tempo è fondamentale, è indispensabile, e i ragazzi ne avvertono un bisogno veramente straordinario. Ancora una volta potrei portare molti esempi, magari nelle case non manca la donna delle pulizie, non manca, il rapporto però con i genitori è unico e non può essere sostituito da niente e da nessuno, e quando manca le conseguenze sui figli restano, no, a casi non patologie, non casi, però si avverte la mancanza di qualche cosa. E a che cosa viene chiesto poi al genitore? Non è neanche giusto che un figlio sia in tutto e per tutto d'accordo col genitore e viceversa, che il genitore acconsenta, però i figli una roba domandano ai genitori, che siano coerenti con quello che dicono, perché se manca la coerenza, quella volta scorsa ricordate si usava la categoria testimonianza, il genitore, il padre nello specifico, il padre è il testimone delle cose che dice o nelle quali dice di credere, ed è proprio in virtù di questo che può far venire al figlio il desiderio di. Dopo dovrà anche il ragazzo fare le sue esperienze, fare i suoi percorsi, i suoi itinerari. Il riferimento al padre gli mostrerà che un altro modo è possibile.
diverso rispetto al godimento immediato che indubbiamente è appagante, ma non sempre è elemento di crescita. Anzi, il godimento non ha nessun altro obiettivo che il godimento stesso. È come un cane che si morde la coda, per cui noi per esempio possiamo sapere che mangiare i dolci ci fa male e diciamo beh è l'ultimo e continuiamo nonostante sappiamo benissimo che abbiamo il diabete che ci farà magari lo facciamo di nascosto e magari lo facciamo con un pretesto che bisogna perché se l'obiettivo è quello di appagare il bisogno, l'impulso fondamentale, certo che non c'è limite al godimento, mentre il desiderio è quello che ti porta oltre, che ti aiuta ad andare al di là della pancia piena, dell'istinto appagato e che ti consente di guardare al futuro come a una possibilità. Questo è il ruolo del padre, il ruolo veramente decisivo, fondamentale, della figura paterna. È il ruolo decisivo, non può non esserci. Poi questa figura paterna può non coincidere con il padre biologico, ma quanto abbiamo già detto in precedenza. Di sicuro ho mostrato a quelli di terza classe, vedo che c'è qualche genitore, il film, La forza del campione, che se non l'ho già citato la volta scorsa vi consiglio di vedere, ma è un film americano quindi non è che sia, ma nella strada di questo giovane atleta il regista, che poi è una storia vera perché mette un anziano che viene chiamato Socrate perché è sapiente, dà tante indicazioni e questo anziano diventa veramente un padre per l'atleta che si era rotto una gamba, era stato eliminato dalle gare, non poteva, doveva andare alle Olimpiadi, eliminato da tutto e questo signore lo aiuta a far diventare forza, a far diventare una risorsa questo handicap fisico, tanto che il ragazzo si ripresenta alle Olimpiadi e vince il primo premio e vince insomma nell'atletica primo fra tutti. Per dire, no? Ecco, chi è l'anziano, chi è il padre? Non è quello semplicemente che vince sempre e che ti schiaccia con la propria superiorità, ma è colui che ti aiuta a far diventare risorsa quello che sei e che hai. E questo non è così scontato, perché la tentazione narcisistica di guardare ai figli come una proiezione di sé salta fuori continuamente, per cui proietti nei figli i tuoi desideri e vorresti che i figli fossero quello che non sei stato tu o quello che non sei stata tu e allora si crea quel blocco per cui un ragazzo dice ma io non sono considerato per quello che voglio ma per la gratificazione che posso dare ai miei genitori. A me addirittura è capitato di sentire da un ragazzo, sai perché, nei colloqui, sai perché io non studio? Perché non voglio dare a mia madre la soddisfazione di dire alle sue amiche ha preso 7 in latino. E io non voglio. Vi sembrerà una battuta, ma insomma, l'ho sentito, cioè, ho buona memoria. Su questo non voglio dare la soddisfazione di dire mio figlio è bravo. Perché devo farlo perché lei sia contenta? Io se studio perché naturalmente capire, allora ecco un itinerario, un percorso per capire che la madre o il padre possono dire che non vogliono, poi quel che conta è che tu faccia delle scelte
il ragazzo faccia delle scelte mature, responsabili, che lo preparano ad entrare. Però i meccanismi che a volte scattano sono veramente i più vari. Va bene, se dite, insomma, possiamo fermarci qui, perché la prossima volta, l'ultimo dei nostri incontri, sarà un po' per me dei tre sarà il più importante, ed è sul quello che chiamiamo il comandamento onora il padre e la madre, che forse ci presenterà delle sorprese, un comandamento che forse ci riserverà qualche sorpresa rispetto alla ricezione ordinaria di questo testo, e spero, insomma, il 27 ci vediamo. Mi pare che è il 27, no?